esempi invece positivi ci sono. Parlando di green economy, io ho visto che tra l'altro sono molto contento perché Bortolussi ne parli spesso, perché io condivido in pieno, visto anche il mio passato, la mia sensibilità ambientalista, il discorso della green economy, ovvero l'economia che punta alle energie del futuro, alle energie rinnovabili. C'è chi ha fatto moltissimo su questo. Il Veneto ha fatto il fannullone, non hanno fatto niente. Voi pensate, in Piemonte sono riusciti tramite i contributi europei a chiedere e a ottenere ben 100 milioni di euro che hanno già distribuito a 300 aziende che li stanno impegnando sul territorio per il fotovoltaico, per l'idroelettrico, per le cubettazioni delle industrie e delle case, per nuova tecnologia. Questo è il Piemonte. Il Veneto su questo settore non ha stanziato un euro, perché i benefici che abbiamo per i pannelli fotovoltaici vengono dal conto energia che ha stanziato a suo tempo Prodi nel suo governo come il ministro Pecoraro. Altro esempio di come potremmo intervenire come regioni è quello della Sicilia. Pensate un po', la Sicilia sta attuando un progetto con fondi privati e fondi pubblici da 320 milioni di euro per costruire una fabbrica per pannelli fotovoltaici che coprirà un buon mercato del sud Italia e anche del nord dell'Africa. Pensate quanto lavoro darebbe una fabbrica del genere. Pensate con i soldi di una centrale nucleare, 4.000 milioni, quante di queste fabbriche ne potremmo fare una quindicina circa? Potremmo dare lavoro a centinaia di persone. Potremmo, con la nostra imprenditorialità del nord-est, veramente diventare una nuova Silicon Valley. Voi sapete, nei satelliti della NASA c'è tecnologia veneta, anche trevigiana, c'è un'imprenditorialità che se ben indirizzata e governata potrebbe dare moltissimo, potremmo risolvere anche il problema dell'occupazione, potremmo veramente dare un futuro a questa regione. Ma anche in questo caso abbiamo il Piemonte, abbiamo la Sicilia, anche la Lombardia ha stanziato diversi milioni, il Veneto niente. Non hanno fatto niente, non hanno lavorato, ma mi chiedo, adesso vengono a chiedere i voti, ma diamo i voti, diamo il voto guardando al passato, a quello che hanno fatto, perché io dico, un programma può essere bellissimo, però bisogna anche giudicare un amministratore dal suo passato, da quello che ha fatto. Andiamo a vedere che cosa hanno fatto. Ad esempio a Treviso, parlando di green economy, fino a 20-30 anni fa c'erano tantissime centrali idroelettriche che producevano corrente sul posto e veniva utilizzata sul posto. Io che giro spesso anche in ambiti, diciamo, locali, province, eccetera, pensate che ho trovato a Volpago del Montello, c'è un piccolo borghetto vicino dove c'è un corso d'acqua, dove c'è sta casa che viene ancora ricordata come a casa del PIN della corrente. Perché? Perché questo era un falegname che aveva una centrale idroelettrica, si produceva la corrente da questo corso d'acqua e la dava gratuitamente anche a tutte le famiglie attorno. Bene, questo dopo col monopolio, con l'Enel che ha preso piede, che poi naturalmente ha centralizzato tutto, questo è stato distrutto. Quindi avremo veramente moltissime opportunità anche in questo senso. E che dire poi di questo governatore? Io ho avuto modo, occupandomi di ambiente e anche di alcuni contenziosi legali, di conoscere bene questo amministratore della provincia quando era appunto in provincia di Treviso insomma veramente è uno che è bravissimo nel sfruttare, lui dice così, gli eventi mediatici. Secondo me è molto intelligente sotto questo punto di vista e ha copiato tante cose da Berlusconi, un grande comunicatore. In realtà questo signor Brillantina, questo signor patinato, è uno che la sa raccontare bene, ma in realtà io credo sia un venditore di fumo. Un esempio, e vado verso la conclusione, ce l'abbiamo qua vicino a paese, di come la sappia raccontare. Anzi, nella frazione di Postioma abbiamo sta strada che collega, strada antica, noi la chiamiamo il Baston, che collega Castelfranco a Macerata. E il Baston a un certo punto, per evitare il centro di Postioma, è stata fatta a tempo che fu una strada in trincea. Come tutte le strade in trincea ci sono le due scarpate, ci saranno 40 metri di scarpata perché è molto profonda, no? Lui ha fatto un'invenzione che ha girato il mondo, i laserva ecologici. Io che ho messo i mussi, che ha sostituito i laserva, no? E che ne ha parlato l'Inghilterra.
Zero New Troop dall'America, dal Giappone, perché, mamma mia, perché è uno che sa comunicare, sa quali sono i mezzi, e ne hanno parlato anche in India, di questa cosa qua, ne hanno parlato tutti. Aveva un'invenzione mai vista prima, no? Ma perché c'erano gli altri che mangiavano l'erba al posto dei tipi con rasaerba che costavano allora, dicevo, 80.000 euro all'anno. Bene. Anche questo è molto importante per far vedere quanto venditore di fumo sia il suo signore. Perché? Perché prendete 2 minuti o passate, abbiate l'occasione di passare, vedrete che in questi circa 6 km di strada ci sono questi asini che ormai sono stati messi un recinto 30x30 perché andavano in strada ed era pericoloso per il pubblico avere per gli automobilisti avere questi asini. Dove ci sono gli asini c'è fango, soprattutto quando piove. Nel rimanente 6 km a destra e a sinistra della strada ci sono le erbe alte così. Intanto lui però ha saputo farsi una pubblicità, una notorietà a livello veramente quasi internazionale. Dobbiamo impegnarci tutti. Guardate che se va male stavolta, tra 5 anni, io credo sarà durissima, sarà quasi impossibile. Avete visto come utilizzano il potere? Avete visto ad esempio nella comunicazione quanti soldi hanno speso in provincia di Treviso per fare delle pubblicazioni da mandare a casa a più riprese? Sanno utilizzare moltissimo i fondi pubblici per farsi loro le campagne elettorali, tantissimo a fare passaparola. Loro hanno milioni per fare gli spot nelle televisioni. Avete visto quanti cartelloni ha messo Zaia in giro? Avete visto quanti ne ha messi Bortolussi invece? Quindi un impegno che vi si chiede è quello di fare passaparola, di dire quelli che sono i nostri programmi e di raccontare invece esempi eclatanti come quelli dei Musi qua a Postioma. Grazie. Ringraziamo Andrea Zanoni per l'intervento appassionato e che ci fa capire come questa campagna elettorale sia veramente da prendere con il cuore e con la passione, visto l'importante sfida che ci attende. Io, per chi non mi conosce, sono Maschera Gianluca, il segretario provinciale d'Italia di Varone. Sarò molto veloce perché siamo qui stasera principalmente per capire dove vogliamo andare e dove speriamo di andare con il dottor Bortolussi. Una cosa che mi preme sottolineare, però prima di passare la parola, è questa. Italia dei Valori si accinge a affrontare una sfida sicuramente nuova, sia in termini di responsabilità politica, sia in termini di novità in campo proprio di persone che abbiamo messo in campo. Nella provincia di Treviso abbiamo candidato, oltre ad Andrea Zanoni che è il capolista, altre 7 persone che rappresentano comunque la maggior parte della società civile. Io per una giusta par condicio, visto che sono qui presenti, anche se non avevamo modo di parlare, comunque vorrei anche ringraziare la presenza degli altri candidati che sono Ludovico dal CIE, se poi magari piace così anche, farei un applauso anche di incoraggiamento. C'era anche Tino Colocchiati di Pieve di Soligo, che anche lui e Loredana Sereno, se non l'ho vista, per Mogliano. Per Bortolussi la risposta è semplice. Noi crediamo che questa volta ci troviamo di fronte a un pericolo serio, cioè lasciare ancora una volta alla Lega carta bianca. Carta bianca per determinati temi, per determinate settori che per troppo tempo come centro-sinistra abbiamo lasciato in mano al populismo leghista. La scelta di Bortolussi va proprio in questa direzione. Noi crediamo che possiamo dare come centro-sinistra, come società civile, come popolo delle partite IVA, come classe lavoratrice che va da dipendenti pubblici o dipendenti privati, si possa dare una risposta diversa in Veneto, una risposta diversa per i problemi del Veneto, che non possono essere soltanto quelli legati alla finta sicurezza, quelli legati alla finta integrazione e quelli legati al finto federalismo. Quindi noi pensiamo di aver scelto un ottimo candidato. Come Italia dei Valori lo sosterremo e queste iniziative dimostrano la nostra volontà di correre assieme e lavorare assieme per creare veramente un'alternativa di governo, è quella che poi vogliamo fare anche in tutto il Paese. La passione di questa campagna elettorale, che se ci vede magari meno appariscenti, però ci può consentire di andare a prendere le corde vocali della nostra gente, che non è stupida, che ha capito come stanno andando le cose, che ogni giorno vede come viene governata dalle frazioni più piccole alla regione. Quindi veramente è una campagna elettorale che segnerà il Veneto. Per questo chiedo a tutti voi uno sforzo di passaparola e di comprendere come questa volta abbiamo una grande occasione per cambiare il Veneto.